Un mes fa, anzi un mese e un dì fa, il 30 di giugno, è la prima di serate in del parco, le serate nel parco parrocchiale, che poi in realtà si sono svolte anche nel cortile della casa parrocchiale stessa, oppure nell'oratorio il 7 luglio a causa della pioggia. Questo è il 30 giugno, con le due bande di Lissone che sono venute a suonare nel cortile della casa parrocchiale. Ecco, hanno cominciato che era il char e hanno finito con la luz, perché essendo, come sappiamo, estate, erano le giornate più lunghe, comincia a Neur, ed ecco che queste serate sono state veramente molto belle, molto partecipate, non fa tanti complimenti, e quindi siamo contenti come Ferra de Dunian che in riuscì questa serata qui, perché sta la serata Rotondi insieme a tutti gli amici del nostro paese. A sta serata che è venuto anche il sindaco Anna Verisco fa il suo saluto, che era il Don Marco per la parrocchia, e quindi ringraziamo anche la parrocchia Santi Nazaro Cesso e tutta la comunità pastorale, il 7 di luglio. E qui invece era l'11, il 11 era tra l'altro proprio la data esatta della morte di Giuseppe Rotunt, e qui c'è l'arpa con le sedie in attesa dello svolgimento del concerto, che si è poi svolto in modo mirabile, veramente anche questo molto molto apprezzato. Questo è solo così un piccolo promemoria che mi piaceva dare, perché mi sembrava giusto, bello ricordare quello che abbiamo fatto e ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, che hanno voluto stare con noi. Arrivederci alla prossima edizione, mi spero che sia, e comunque grazie a tutti e ciao a tutti.